man's world. Veneziano. E allora Fioi, siamo a Parigi, dobbiamo andare a Liegi, 348 km, dobbiamo portare della sabbia con il nostro Scania Comendiano. Ok raga, andiamo, quindi viaggiato tranquillo, viaggiato rilassante, pioggia parigina che mi sta abbastanza sui maroni. Ecco, subito ci becchiamo il nostro bel, che bello, il nostro Scania, guarda qua. Oh, da reading, lo la la, oh, le bien rose. Siamo a Parigi, e quello che conta è questa robetta qua. La chiaramente. Passo io, passo io. Guardate qua, la la la. Siamo nella capitale parisina, siamo. E io vado per di qua. Ragazzi, bestemmioni comendiani, 10% di danno al camion, 10% anche al carico. Con sta pioggia qua che è aumentata, ho fatto è stato troppo veloce. Vabbè, lasciamo perdere, non voglio neanche commentare, perché cioè, come buttare via soldi così, cioè, non lo so. C'ho veramente un incidente al secondo. Sta pioggia francese maledetta. Guarda, Vardio. Meno male che ho gastato qualcosa con l'autista. Però non va bene ragazzi, non va bene. Guarda che pioggia, Fioi. Perdo troppi soldi con l'officina e con adesso qua che ho distrutto il carico, cioè per carità cioè, non posso fare sempre tutto giusto, ci sta per rendere anche tutto più reale, però mi girano comunque i coglioni ragazzi, cioè la cosa è un pochettino troppo ufficiale per i miei gusti. Guarda che piove, guarda che pioggia, guarda che roba, guarda. Guardate che, guarda, 10-10, fanculo. Ma poi è stato un incidente del cavolo, non è stato neanche tanto forte, proprio quando si inventa lui, così, ho perso 5.000 euro. Guarda come che avviene ragazzi, guarda come che avviene. Una pioggia devastante. Che cazzo, qua c'è il treno. Ok, bene. Che figata, anche il passaggio a livello. Vabbè, va a cagare, ora dai. 12% di danno, niente. Questa è una classica tappa del cazzo comendiana. Io mi scuso per queste imprecazioni, ma mi girano i maroni. Veramente, veramente vergognoso. Sto pensando troppo a Tori, è quello il vero problema ragazzi. Cioè là, no, ragazzi, scemo in Belgio, sono incazzato nero, perché perdere così soldi, perché un coglione non sa guidare, e non sono io, perché so guidare benissimo, sono un gondolaro perfetto, poi qua sta piovendo, quindi il mio habitat naturale è la pioggia. E l'acqua e niente Fioi, qua così, questa è la faccenda, 61 km all'arrivo. Pioggia per tutto il tragitto, due maroni. E niente, ho visto i rimorchi della Coca-Cola, tutto quanto, non li becco mai io. Però ci sono in giro, solo che bisogna avere un po' culo di beccarlo. Però quello della Fanta è il più bello, io voglio beccare quello della Fanta. Anche se è un viaggio tipo, non so, Aderbin, il Cairo, non mi interessa, cioè dai. Noi siamo arrivati qua, siamo tornati a Liegi. Parigi. Paris Saint-Germain vs Standard Liegi. Tappa tranquilla anche questa, la Veneziana dei Trasporti continua a dominare, il problema è che spendo tanti soldi di manutenzione dei camion, quello sì. Quella forse è il vero grande problema di questa azienda, che proprio i camion sono distrutti ogni volta, perché per carità
rompere un po' la merce purtroppo ci può stare, però spaccare i camion, e mi succede una volta ogni 5 viaggi, anzi una volta ogni 10 viaggi, per dire. Il problema è invece che ogni 3 viaggi ho il camion al 10% di danno. Ecco, questo forse è il vero problem del Cume. Però vabbè, insomma, dai, fortunatamente facciamo tanti viaggi, cominciamo ad avere abbastanza autisti, quindi così ci ammortizziamo un po' le spese, dai, ecco. Ecco qua, vedi, Vardio, calma. Dai, coglio, muovite con la passare. Devo passare. Dai, che non ho mica tempo da perdere, madonna, ora sto deficiente. Ecco. Sì, me le cerco anche, però, un po' me le cerco, purtroppo. Ecco, come sbagliare, tutorial su come sbagliare strada. Mani mortacci tua. Tutto perché ste macchine sono lente, mi fanno innervosire. Mamma mia. Deve venire fada. E niente ragazzi, oggi volevate un comedone incazzato dei numerosi incidenti, eccovi accontentati, insomma. Siamo arrivati. Si può entrare per di qua? Eccoci qua. Non è che faccio la manovra perché ho i coglioni girati, ragazzi, scusate, ma mi girano veramente i maroni. Ciao, te lo cazzo così. Sufficiente. Ma porca miseria. Ok ragazzi, altro viaggetto è andato sotto un Commenda veneziano. Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, Commenda veneziano, Commenda veneziano, lo youtubers italiano.